Orfani di Gaetano e Mina, perdiamo 1-0 sul campo del Monza. Sappiamo quando questi due giocatori siano stati importanti per la crescita del Cagliari nelle ultime partite. Mina su tutti ha portato quella sana cattiveria agonistica in difesa, un guerriero dentro e fuori dal campo, e Gaetano sia in fase di assist e sia in fase anche realizzativa. Andiamo a giocare in un campo difficile senza questi due giocatori, ma dispiace ancora di più aver perso questa partita, perché nonostante tutto il Cagliari fa una grande prestazione. Nel primo tempo Ranieri si affida all'attacco pesante, uno Sciomuro dove ritrovato, un Lapadula. Il Cagliari gioca bene, andiamo a prendere alto il Monza, non facciamo giocare il Monza, la difesa con Vietesca e Dossena si comporta bene, Nandez macina chilometri come sempre. Insomma, il primo tempo finisce 1-0 per il Monza con un calcio di punizione davvero bello di Daniel Maldini, ma probabilmente per quello che si è visto in campo era più giusto il pareggio. Nel secondo tempo Ranieri prova a sfoderare la carta Oristanio 4-3-3 con Oristanio largo a destra, Sciomuro dopo largo a sinistra e la Padula al centro dell'attacco. Questo probabilmente non basta, andiamo lì, non impensieriamo Di Gregorio, però tutto sommato facciamo un'ottima partita anche contenendo quelli che erano le avanzate del Monza. Nel finale viene annullato un gol a Lapadula per fuorigioco, il grande gol di Lapadula purtroppo fuorigioco. Nel finale 4-4-2 con Kingston e Lapadula davanti, Ranieri inserisce Azzi al posto di Augello, ma questo non basta nonostante il forcing finale. Dispiace che probabilmente, ragazzi, continuo a dire, per quello che si è visto in campo si meritava il pareggio il Cagliari, e un pareggio in questo campo, in queste condizioni, senza questi due giocatori fondamentali, sarebbe stato oro colato in fase salvezza. Ma ci dobbiamo ottenere sicuramente la prestazione. Oggi si è visto un bel Cagliari e dobbiamo ripartire senz'altro dalla prestazione di oggi. Ragazzi, mettete un like al video, commentiamo insieme la partita di oggi nella speranza di fare punti nelle prossime giornate, perché se giochiamo così, ci dobbiamo dirlo, se il Cagliari gioca così probabilmente riusciamo ad arrivare all'obiettivo tutti insieme, ringraziando anche gli Scombolds che ancora oggi cantavano e si sentivano solo loro nello stadio del Monza.